Ma ovviamente anch'io parlo in questa discussione generale riallacciandomi a quelli che sono stati alcuni degli interventi che ho ascoltato da questa mattina. È chiaro che si sono toccati molti temi, come è giusto e normale che sia in una discussione generale, ma ce ne sono alcuni che impattano sicuramente di più verso la vita dei nostri cittadini. Uno di questi ne ha parlato magari anche in maniera indiretta il Presidente Codega quando ha toccato in qualche modo il discorso dell'immigrazione, che forse per la prima volta in un assestamento, in una finanziaria, non è stato poi oggetto di chissà quali discussioni, ma che è un argomento molto sentito dai nostri cittadini, un argomento su cui noi in questi anni siamo intervenuti molte volte per spiegare che il modello Friuli-Venezia Giulia, che tante volte veniva sbandierato magari quando si varcavano i confini di questa regione per frequentare altri salotti, non era proprio così idilliaco e non lo è ovviamente tuttora. Ci sono molte problematiche. È bene che anche la maggioranza e l'amministrazione regionale lo capiscano. Una delle cose che il Presidente Codega ricordava e che ha solleticato un po' anche la mia fantasia, quando ha detto aiutiamoli a casa loro, ricordando che la prima cosa da fare è non vendere più le armi in quei paesi. Ebbene, per quanto riguarda la vendita di armi, ma anche la costruzione di armi, noi come Movimento 5 Stelle ovviamente da anni denunciamo questo, denunciamo anche il fatto che anche alcuni interventi bellici comportano poi quei flussi migratori che ci vedono protagonisti fa piacere anche ricordare ovviamente al Presidente Codega che il suo partito governa questo Paese da almeno 4 anni e mezzo, per non dire anche o non ricordare anche l'appoggio al governo Monti dal dicembre 2011. Sono appunto passati 4 anni e mezzo da quando anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto più volte a questo Paese di rivedere una delle spese anche più assurde che riguarda gli armamenti, non solo per la sua finalità, ovvero sto parlando dei cacciabombardieri F-35, ma soprattutto per la sua reale utilità, visti i malfunzionamenti da anni evidenziati dagli addetti ai lavori, e non serviva certo l'ennesima indagine del Times per convincere tutti quanti che 13 miliardi destinati a questi veicoli non solo sono troppi, ma sono anche inutili. Bastava ascoltare i cittadini nelle istituzioni invece che le lobby delle armi, ma come sempre per alcuni capitoli di spesa o per salvare qualche banca i soldi si trovano anche in un quarto d'ora, per gli altri si arriccia il naso. Noi abbiamo un'altra logica, abbiamo un'altra visione, l'abbiamo espressa in ogni nostro emendamento, in ogni nostro intervento in quest'Aula e anche in quelle norme che sono state approvate, a volte per sbaglio, a volte per distrazione, e che poi nel corso della legislatura sono state rimodulate se non abrogate. La nostra logica mette davvero il cittadino al centro. Lo vede come contribuente che paga le tasse, onestamente senza chiedere sconti a qualcuno. Richiede servizi efficienti, pubblici e laddove possibile gratuiti. Ci sono anche coloro che erano o sono stati contribuenti di questa regione e che nonostante tutti gli sforzi profusi per la formazione, per far uscire i NEET dalla loro situazione, per favorire l'assunzione di chi veniva pagato coi voucher, si ritrovano ancora a casa, in attesa di uscire da quella situazione di difficoltà in cui sono entrati e non sempre per colpa loro. Queste persone si attendono che la Regione non usi slogan a noi molto familiari come nessuno deve rimanere indietro, uno slogan tornato di moda non solo su cartelloni pubblicitari ma anche sugli spot elettorali radiofonici. Ma hanno bisogno che li aiuti a uscire dalla situazione in cui si ritrovano. Molte di queste persone avrebbero per legge diritto a ricevere un sostegno al reddito. Hanno fatto tutto ciò che è stato fatto, tutto ciò che è stato richiesto loro.
hanno aspettato pazientemente con quella dignità che viene riconosciuta a questo popolo in tutto il mondo. Ma nonostante il passare dei mesi ancora non si vedono erogare quanto spettante, ma si sentono anche dire fra poco andremo tutti in ferie e se ne riparla ad ottobre. Io ovviamente mi auguro che quanto a noi riportato non sia vero, non tanto per il sacrosanto diritto delle ferie dei dipendenti comunali, quanto perché riteniamo inaccettabile che questa Giunta abbia creato tutti questi ritardi e problemi con una scelta, da noi contestata ormai da qualche mese, di voler far approvare tutte le domande della misura di sostegno al reddito anche all'INPS, che ha già i suoi problemi. Come abbiamo avuto modo di ricordare in una mozione che abbiamo presentato proprio per ovviare questi problemi, è l'ennesimo caso in cui questa Regione decide di delegare qualcun altro a fare qualcosa che può tranquillamente fare qui, che aveva già iniziato a fare qui e che stava portando comunque già a buoni risultati. Invece no. Noi vogliamo aumentare la burocrazia, quando a parole la vogliamo abbattere, e vogliamo rendere ancora più, posso dire incasinata, tanto non mi sente nessuno, questa amministrazione invece di renderla più semplice. Ecco perché fare norme solo per dare l'idea che si sta risolvendo un problema non è accettabile, soprattutto quando si sa sin d'ora che la norma proposta non comporterà alcun beneficio per queste persone. Ecco perché abbiamo avanzato anche proposte di buonsenso anche in questa norma, in questo assestamento di bilancio, come quelle già presentate nel corso degli ultimi mesi in tutti i disegni di legge presentati alla Giunta, sperando che non subiscano lo stesso trattamento. Chiudo infine con quello che è diventato un caso in questo assestamento e che è già stato citato e ricordato anche negli interventi di quest'oggi, ovvero la ricapitalizzazione dell'aeroporto Friuli-Venezia Giulia. Quanto ci ha portato a diremare un comunicato stampa per dire che la Giunta aveva mancato di rispetto al Consiglio regionale nella non presentazione di quella norma, era più la sorpresa di vedere i consiglieri fare le barricate di fronte all'acquisizione di alcune delle quote dell'Interporto di Ferneti da parte della finanziaria regionale che, a mio personalissimo avviso, non voglio dire per la prima volta ma ci andrei molto vicino, ha una visione di sistema dell'intermodalità in questa regione. Ma nulla hanno avuto da dire su quanto avviene o avverrà per l'aeroporto regionale. Ciò che ci ha lasciati basiti, perplessi, è l'accantonamento di 5 milioni, come dicevo, che si aggiunge alle somme di 1,3 milioni già stanziate nel corso degli ultimi 2 anni ormai per aumentare il capitale sociale di questa società e che erano state utilizzate per ripianare le perdite di bilancio dovute a una gestione disastrosa dell'ente che negli ultimi anni non abbiamo esitato a ricordare e a condannare, spesso anche al fianco di questa amministrazione regionale. Oggi, a fronte di un cambio di governance, di un cambio di rotta, a fronte di risparmi efficaci che per la prima volta dopo molti anni hanno portato a chiudere il bilancio della società in segno positivo, oggi che vengono annunciate nuove rotte, nuove partenze, nuovi passeggeri, che si dimostra come un socio pubblico sia effettivamente in grado di fare ripartire un'azienda pubblica, come può questo Consiglio regionale accettare tutto senza dire nulla, sapendo che secondo il Presidente della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia sarà necessario o sarebbe stato necessario un apporto minimale di capitale pubblico per poter rendere ancora più appetibile ed efficace questo scalo e renderlo pronto per essere venduto a un soggetto privato, che ne assumerà anche la maggioranza e il controllo. Queste sono le dichiarazioni del Presidente Marano, dove appunto ricordava non nella quarta commissione dove è stato audito dai commissari, ma sui giornali di Confindustria, sul Sole 24 Ore, come la gara dovrà consentire appunto al socio di assumere la maggioranza della società. E questo ovviamente lasciando ai cittadini di questa regione le bollette con su scritto pagato sopra e poco altro. Il Presidente Liva, se non direttamente, mi ha invitato anche a leggere quello che è il documento di economia e finanza regionale,
per capire che tra le righe di quel documento si trovava scritto chiaramente che avremmo messo 5 milioni di euro in questo assestamento di bilancio e che avremmo perso così la maggioranza di questa società. Ebbene, io, che difficilmente parlo a sproposito, preferisco leggere insieme a voi gli indirizzi di questa Giunta inseriti nel documento di economia e finanza regionale per l'anno 2018. Indirizzi. Le principali strategie ed obiettivi condivisi con il socio unico si possono così riassumere. Raggiungere un target di passeggeri pari o superiore ad 1 milione di euro. Si è detto che stiamo aumentando il numero di passeggeri, è previsto un più 15% già quest'anno con socio unico Regione FVG. Aumentare gli investimenti per realizzare una moderna infrastruttura di trasporto aereo integrata con le altre modalità di trasporto della Regione. C'è un piano finanziario che ci è stato presentato dove si è detto che verranno spesi 39 milioni di euro, si sta realizzando il polo intermodale sempre con soldi pubblici e questo già si sapeva. Definire un sistema per equilibrare la quota di fatturato derivante dall'attività non aviation. Efficientare i costi operativi per incrementare la marginalità. Partecipare alla copertura degli investimenti allo scopo di sviluppare il piano degli investimenti mediante un minimo apporto di capitale da parte dell'unico azionista, anche tramite utilizzo di quota parte degli incrementi di diritti aeroportuali resi possibili a seguito dell'approvazione di ENAC del piano quadriennale degli investimenti. Incrementare il PIL del territorio regionale tramite i servizi incoming che ricordava prima anche il consigliere Marin, che sono previsti nel DEF, e procedere alla riorganizzazione aziendale per recuperare l'efficienza della struttura focalizzandola sugli obiettivi aziendali. Presidente Liva, io qua non leggo né dobbiamo aumentare il capitale di ulteriori 5 milioni, né dobbiamo fare una gara europea per permettere a un socio, anche privato, di assumere la maggioranza della società. Io purtroppo non l'ho letto. Quando l'ho letto sui giornali, sinceramente, mi sono indignato e ho fatto quel comunicato stampa. Molto semplice. E questo ovviamente era per dire che tante volte si prendono delle decisioni fuori da questa Aula che impattano sulla vita delle persone, dei cittadini di questa regione. Le decisioni che si prendono lontano da qui a volte hanno molto più impatto di quelle norme puntuali che noi abbiamo sempre combattuto e continueremo ovviamente a farlo e a denunciarle, che sono state ricordate questa mattina, ma che ovviamente sono una cosa fastidiosa perché, come ricordava anche il Presidente Colautti, denotano una mancanza di programmazione di un'amministrazione regionale, ma che ovviamente hanno poco o nulla a che fare con quelle che sono le vere partite che si combattono fuori di qui. E io ne voglio ricordare anche una, perché quello che è successo ieri sera a Udine sinceramente mi ha fatto crollare le braccia, perché quando vedo che il sindaco Onsel presenta un ordine del giorno in Consiglio Comunale per chiedere al Consiglio di approvare appunto l'ordine del giorno contro la ratifica del CETA, io credo che questo denoti non solo tutta l'ipocrisia di un partito democratico circa quello che succede al di fuori di queste aule, però, scusate, io qui quando ho presentato l'ordine del giorno per chiedere esattamente la stessa cosa, mi sono sentito dire che i colleghi del Consiglio regionale non avevano avuto tempo per approfondire e quindi per poter approvare quell'ordine del giorno, nonostante siano state fatte audizioni, videoconferenze con Bruxelles e presentate almeno 2 mozioni sul tema. I consiglieri comunali di Udine evidentemente si sono dimostrati sicuramente molto più responsabili perché hanno approvato quell'ordine del giorno, probabilmente, devo pensare, molto più preparati di noi consiglieri regionali, e questo credo che debba fare riflettere tutti, perché se deve essere una presa in giro, allora ci prendiamo in giro dalla circoscrizione comunale
fino all'Europa. Se vogliamo fare le persone serie cerchiamo di farlo sempre e comunque, ma come detto non è giusto e corretto che le decisioni più importanti che vanno a intaccare la vita dei cittadini vengano prese lontane da quest'Aula. Grazie.